Nella trevigianità c'è la cultura, anzitutto, ci sono iniziative tradizionali, ma c'è anche la gastronomia, c'è anche la cucina trevigiana, tema a cui io sono affezionato non da oggi, fin da quando ero assessore ai Comuni di Treviso, quando detti origine al primo festival della cucina trevigiana. Nel giugno del 2008 la Casatella Trevigiana ottenne dall'Europa la certificazione DOP, un marchio importante che nello stesso anno venne festeggiato dal Consorzio di tutela, istituendo un premio DOP alla trevigianità da conferire a uomini distintisi per le loro azioni di promozione e valorizzazione dell'essere trevigiani nel mondo. Anche quest'anno, nella serata di gala del rinomato premio Radicchio d'Oro, il presidente del consorzio, Lorenzo Bruniera, ha conferito questo importante riconoscimento. Quest'anno abbiamo scelto un uomo del territorio, un uomo che investe nel territorio, nelle risorse umane del territorio, un uomo che investe anche nei formaggi del territorio, e quest'uomo per noi si chiama Dino De Poli. Ispiratore di innumerevoli iniziative in ambito gastronomico e mecenate di importanti eventi culturali e artistici, l'onorevole Dino De Poli continua a lavorare a progetti sempre nuovi, tra i quali ne spicca uno particolarmente caro al mondo lattiero caseario, una scuola d'eccellenza a Cavaso del Tomba. La scuola dei casari, una scuola di eccellenza nel nostro territorio, per la continuità, per seminare. Noi agricoltori diciamo che bisogna preparare la terra e bisogna seminare. In questo momento De Poli lo sta facendo, sta seminando con questa scuola, no? Noi siamo orgogliosi, per questo abbiamo scelto questo grande personaggio. È un disegno importantissimo che riguarderà principalmente la scoperta, la proiezione verso il mondo dei formaggi teneri, ma dirà ancora parole importanti, utili sul piano formativo anche per i formaggi duri. Enogastronomia, ma anche letteratura, arte, cultura, musica. A chi toccherà il premio DOP alla Trevigianità 2010 è aperta la ricerca. Quando si sente parlare di attività produttive si pensa sempre a qualcosa, insomma, di non molto interessante. Poi invece anche la cioccolata fa parte della produzione italiana, veneta e trevigiana. Ci sono tanti stand anche di maestri cioccolatieri trevigiani e quindi è un grande privilegio essere assessore a questo comparto. Assolutamente ha ragione lei, probabilmente nell'immaginario collettivo si pensa subito al grande complesso industriale, invece no, per fortuna, così come il nostro tessuto economico, io mi occupo come assessore alle attività produttive della provincia di Treviso anche e soprattutto delle piccole imprese, e qui stamattina siamo nella vetrina delle piccole imprese che si occupano dei cioccolatieri che vengono non solo dalla provincia di Treviso ma anche da molte altre regioni d'Italia. È assolutamente una vetrina d'eccellenza. Qui ci sono i maestri cioccolatieri che, recito quello che cita uno dei loro cartelli, per passione si dedicano all'arte del cioccolato e hanno scelto che bisogna fare cultura anche in questo senso. Ecco perché noi come provincia abbiamo appoggiato questa iniziativa, quella qualità, quella ricerca dell'eccellenza che molteplici i nostri prodotti locali che fanno parte appunto del Made in Treviso vogliamo portare avanti. Sono tantissimi tra l'altro i visitatori agli stand, una sensibilità per i prodotti di qualità che è in crescita. Voi come istituzioni come la percepite e poi come rispondete a questa esigenza del consumatore finale? Ma così come le anticipavo prima, noi siamo vicini a Confartigianato in queste iniziative perché siamo convinti che l'istituzione abbia anche il dovere di portare il consumatore a conoscere e quindi a scegliere quelle parti di prodotto, magari spendendo un po' di più, magari tralasciando un po' di quantità, ma scegliendo soprattutto l'eccellenza e la qualità. Assessore, qual è il cioccolato che preferisce? Devo confessare, come preferisco le bionde, preferisco il cioccolato bianco. Allora, dopo aver così gettato anche un fascio di luce sulla realtà che sta dietro e quindi tutto il lavoro che sta dietro a una pralina di cioccolato, noi torniamo in Piazza dei Signori, andiamo a conoscere gli artefici di questa manifestazione, andiamo a incontrare il presidente Pozza. Ci vediamo prima l'ultimo servizio di Cronache Trevigiane. Tra crisi e opportunità, intraprendere, educare, amministrare.
È questo il titolo del corso di alta formazione avviato nel febbraio scorso da Un'Industria Treviso e Veneto Banca e che si è chiuso nei giorni scorsi con una lezione plenaria tenuta dal premio Nobel Richard Samson Odingo. Un corso che si è rivelato importante sotto molti aspetti, come ci spiega Alessandro Vardanega, presidente di Un'Industria Treviso. Si conclude un ciclo, un corso di alta formazione tra crisi ed opportunità, proprio intraprendere, educare e amministrare, dove abbiamo voluto mettere assieme i 3 attori sociali fondamentali del nostro territorio, che sono rappresentati dagli imprenditori, dagli insegnanti e dagli amministratori. Sono 3 componenti della nostra società che stanno guardando al futuro, hanno molti punti di contatto, in apparenza sembrano distanti tra di loro, ma in realtà sentono reciprocamente un bisogno di correlarsi e di lavorare. Il momento di grave crisi che stiamo vivendo è stato lo sfondo su cui si è costruito questo corso, articolato in 14 incontri con 12 relatori, 14 testimoni e oltre 400 partecipanti. Ai nostri microfoni il professor Giorgio Brunetti, che con il professor Enzo Rullani hanno costituito il comitato scientifico. È servito innanzitutto a capire che i problemi sono trasversali e che naturalmente le riflessioni devono essere trasversali e che naturalmente, vedendo questa realtà e vedendo anche delle testimonianze che sono state portate, forse qualche stimolo, qualche riflessione, siamo riusciti ad innescarla. La sostenibilità è una delle risposte che tutti, imprenditori, amministratori e mondo dell'educazione, intendono ricercare e promuovere, uno sviluppo più intelligente e tollerabile, che passa anche attraverso la green economy. Certo, una scelta di questo tipo prevede anche un investimento iniziale, ma a qualunque prezzo varrà il risultato finale. Ne è convinto il professor Odingo, che ha fatto della green economy il suo manifesto. È ovvio che ci sono dei costi per mitigare gli effetti dell'inquinamento. Di nuovo però gli studi dimostrano che questi costi alla fine sono inferiori all'1% del PIL mondiale, quindi sono dei costi sufficientemente bassi e sono dei costi assolutamente da sostenere per un guadagno sul totale decisamente molto alto.